Penultimo giorno del Papa in Africa del Sud, alle Mauritius, Francesco ha parlato di giovani ed evangelizzazione. Non lasciamoci rubare il volto giovane della Chiesa e della società, ha detto, e ha esortato a essere cristiani gioiosi. Il Papa ha salutato il Madagascar invitando a non chiudersi nel proprio piccolo mondo ma ad aprirsi ai fratelli. Toccante la visita a Camasoa, città dell'amicizia, esempio di solidarietà e carità evangelica verso gli ultimi. Maria sia regina di ogni cuore e della nostra comunità diocesana, l'invito del Vescovo nel 250° anniversario dell'incoronazione dell'icona di Nostra Signora dell'Orto. Inaugurata in via Vinelli a Chiavari la nuova sede della Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto, da 135 anni al servizio della comunità. Continua la polizia e l'ispezione dei canali di scolo ad opera del comune di Chiavari e Iren, riscontrate due problematiche strutturali che provocano gli allagamenti durante le grandi piogge. Buonasera ai telespettatori di TG oggi. Si avvia dunque alla conclusione il 31° viaggio apostolico di Papa Francesco in Africa del Sud. Una conversione ecologica integrale e un'economia a favore di tutti, evitando la tentazione di un modello idolatrico che sacrifichi vite umane e la sola redditività. Così il Papa questo pomeriggio all'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico a Mauritius, ultimo atto sull'isola e del suo 31° viaggio apostolico. Centrale anche il richiamo di Francesco a continuare ad accogliere i migranti, proseguendo sulla strada di quell'armonia delle differenze che caratterizza la cultura dell'isola. Il DNA del popolo di Mauritius conserva la memoria dei movimenti migratori dei vostri antenati, ha ricordato Francesco, esortando a proseguire nella strada dell'integrazione, un'effettiva comunione all'interno della grande famiglia umana, senza la necessità di emarginare, escludere o respingere, ha concluso. Quindi la partenza per il Madagascar, dove domani mattina il pontefice farà ritorno in Vaticano, momento questo che sarà seguito in diretta TV su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle 8. Ma facciamo un passo indietro. Questa mattina Francesco, dopo essere stato accolto all'aeroporto di Port Louis, ha presieduto la Santa Messa al monumento di Maria Regina della Pace. Il Papa ha parlato di giovani ed evangelizzazione. L'esortazione alla Chiesa è di aiutare i ragazzi a vivere concretamente le beatitudini e a trovare la loro felicità in Gesù attraverso progetti di vita cristiana realizzati con gioia. Sentiamo. Non lasciarsi rubare il volto giovane della Chiesa e della società, permettendo ai mercanti di morte di strappare alla terra di Mauritius le sue primizie, ma come cristiani gioiosi suscitiamo il desiderio di seguire Dio e la sua parola, aprendoci allo Spirito Santo e dando risposta alle sofferenze di poveri e scartati. Così il Papa alla Santa Messa a Port Louis, la capitale della Repubblica di Mauritius, nel luogo dove nel 1989 anche San Giovanni Paolo II celebrò l'Eucarestia, il monumento di Maria Regina della Pace. Ad accogliere il pontefice il calore della gente in una coreografia festosa a cui spiccare sono i rami di palma agitati da circa 100.000 presenti. Nonostante un tasso di sviluppo tra i più alti nel continente africano, nelle Mauritius si registra un alto numero di disoccupati, soprattutto tra i giovani, e alla loro cura che Francesco si rivolge. Loro, i nostri giovani, sono la prima missione. Dobbiamo invitarli a trovare la loro felicità in Gesù, non in maniera ascetica o a distanza, ma imparando a darle loro un posto, conoscendo il loro linguaggio, ascoltando le loro storie, vivendo al loro fianco, facendo loro sentire che sono benedetti da Dio. Non lasciamoci rubare il volto giovane della Chiesa e della società. Non permettiamo ai mercanti di morte di rubare le primizie di questa terra. Nella solennità del beato Jacques-Désiré Laval, che nel 1800 si dedicò all'evangelizzazione degli indigeni nell'arcipelago appena liberati dalla schiavitù, Francesco e i fedeli venerano le reliquie del beato esposte alla messa. Il Papa ripensa all'operato del missionario e ricorda come l'amore per Cristo e per i poveri segnò la sua vita. L'esortazione è a essere cristiani gioiosi che suscitano il desiderio di seguire la strada indicata da Cristo.
Ieri invece l'ultima intensa giornata del viaggio apostolico del Papa in Madagascar. Al mattino ha presieduto la messa al campo diocesano nella periferia di Antananarivo. Quasi 1 milione di persone hanno preso parte alla celebrazione, durante la quale è risuonato forte l'esortazione del Papa a non chiudersi nel proprio piccolo mondo, del proprio clan o nelle ingannevoli sicurezze del denaro e del potere, ma ad aprirsi agli altri per gustare la vita nuova. Lo hanno atteso tutta la notte in questa immensa distesa di terra rossa, al campo diocesano alla periferia di Antananarivo, strette una accanto all'altra. Circa 1 milione di persone hanno sfidato il forte vento e sono venute per abbracciare Papa Francesco. A loro il Papa rivolge quello stesso invito che Gesù lanciò alla folla e ad ogni uomo: non chiudersi nel proprio piccolo mondo, fatto di famiglia, clan, legami di sangue che portano poi a favoritismi e corruzione, né nella ricerca del potere o del denaro, ingannevoli sicurezze, ma ad alzare lo sguardo e aprirsi ai fratelli, tendendo loro la mano. Guardiamoci intorno. Quanti uomini e donne, giovani, bambini, soffrono e sono totalmente privi di tutto. Questo non fa parte del piano di Dio. Quanto è urgente questo invito di Gesù a morire alle nostre chiusure, ai nostri orgogliosi individualismi, per lasciare che lo spirito di fraternità, che promana dal costato aperto di Cristo, da dove nasciamo come famiglia di Dio, trionfi e ciascuno possa sentirsi amato perché compreso, accettato e apprezzato nella sua dignità. Il Signore vuole infatti liberare l'uomo da una delle peggiori schiavitù, il vivere per se stessi, diventando alla fine lamentosi e risentiti. Dio per noi invece vuole una vita piena. Le esigenze che Gesù indica cessano di essere pesanti, sottolinea Francesco, proprio quando si inizia a gustare la gioia della vita nuova che nasce dall'incontro con Lui. Quindi all'Angelus l'ultimo pensiero è per Maria. Ed ora ci rivolgiamo in preghiera alla Vergine Santa nel giorno in cui ricordiamo la sua nascita, aurora di salvezza per l'umanità. Maria Immacolata, che voi amate e venerate come vostra madre e patrona, accompagni sempre il cammino del Madagascar nella pace e nella speranza. Dopo la messa nel pomeriggio il Papa ha fatto visita ad Akamasoa, città dell'amicizia, esempio di solidarietà e carità evangelica verso gli ultimi. Poi, dopo, la preghiera di Francesco per i lavoratori, che lo stesso ha pronunciato in una cava di pietra di cui ha incontrato gli operai. Vediamo i servizi del Centro Televisivo Vaticano. In Madagascar il Papa visita Akamasoa, esempio di solidarietà e carità evangelica verso gli ultimi. Il progetto nasce 30 anni fa dal missionario argentino padre Pedro Opeka per dare un tetto ai più poveri. Le vostre grida, dice il pontefice, si sono trasformate in canti di speranza per voi e per tutti quelli che vi guardano. Francesco poi passa in rassegna 3 punti fondamentali per liberare gli ultimi dalla morsa della povertà assoluta: la fede, il senso di famiglia e di comunità e l'educazione ai valori. Poi il messaggio ai giovani con un invito particolare. Non arrendetevi mai davanti agli effetti nefasti della povertà. Non cedete mai alla tentazione della vita facile o del ripiegarvi su voi stessi. Lasciate sbocciare in voi i doni che il Signore vi ha fatto. Chiedetegli di aiutarvi e mettervi generosamente al servizio dei vostri fratelli e sorelle. Così Akamasoa non sarà soltanto un esempio per le generazioni future, ma soprattutto il punto di partenza di un'opera ispirata da Dio che troverà il suo pieno sviluppo nella misura in cui continuerà a testimoniare l'amore alle generazioni presenti e future. Infine la preghiera di Papa Francesco perché l'impegno contro la povertà e l'esclusione sociale si estenda all'intero Madagascar e in altre parti del mondo, partendo dalla fiducia, dall'educazione, dal lavoro e dall'impegno che, conclude, sono sempre indispensabili per la dignità della persona umana. Nella cava di pietra su cui si apre il cantiere visitato da Francesco lavorano circa 700 operai. L'accoglienza è carica di entusiasmo. Una lavoratrice lo saluta. Il nostro stipendio è poca cosa, dice, ma siamo felici di avere un lavoro. Non dimenticheremo mai la sua visita. Poi il Papa legge la preghiera per loro e per i lavoratori del Madagascar, per gli imprenditori e gli insegnanti e per i disoccupati. Ognuno conosca la gioia e la dignità di guadagnarsi il pane per portarlo a casa
e mantenere i suoi cari. Nell'ultima tappa in Madagascar, Papa Francesco ha incontrato i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i consacrati e i seminaristi, invitandoli a non lasciarsi rubare la gioia missionaria. Non passate ore a parlare di successi o fallimenti, ma combattete il male nel nome di Gesù. Queste le sue parole. Beati voi, beata Chiesa dei poveri, e per i poveri sono le ultime parole pubbliche del pontefice in Madagascar, perché vive impregnata del profumo del suo Signore, vive gioiosa annunciando la buona notizia agli scartati della terra, a quelli che sono i favoriti di Dio. Possiate continuare, è stato il suo augurio finale, a essere segno della presenza viva del Signore in mezzo a noi. Seguiremo dunque la partenza di Papa Francesco dal Madagascar per il ritorno in Città del Vaticano domani mattina a partire dalle 8 e veniamo adesso in diocesi. Nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari il Vescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica nella memoria liturgica della Natività di Maria, ricordando il 250° anniversario dell'incoronazione dell'icona della Vergine del Bambino Benedicente. Dal Vescovo un invito a riconoscere Maria come regina della nostra comunità diocesana. Sentiamo. Era l'8 settembre del 1769 quando l'icona di Nostra Signora dell'Orto venne incoronata. La celebrazione, presieduta dall'allora arcivescovo di Genova Giovanni Lercari, venne suggellata dal suono di tutte le campane della città e dalla sparata a salve dalla sommità del castello. La corona, sistemata sul capo della Vergine e del Bambino, venne concessa dal Capitolo Vaticano su richiesta corale della Reggenza del Santuario, del Senato della Repubblica e dell'Autorità Civica di Chiavari, e corale fu la partecipazione al gesto, preceduto da 8 giorni di preparazione. Monsignor Alberto Tanasini ha ripercorso brevemente quella giornata, celebrando l'Eucarestia nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto nel 250° anniversario, davanti alle autorità civili e a molti fedeli. Un gesto, quello dell'incoronazione, che significa riconoscere Maria come regina, ha spiegato Monsignor Tanasini. Di più, significa riconoscere Maria incoronata, sebbene in abiti popolari, regina della comunità. La sovranità di Maria non è la sovranità del mondo, è la sovranità dell'umiltà, è la sovranità della madre, è la sovranità di chi si prende cura, di chi usa, esprime meglio il suo potere, la sua potenza, quello che ha ricevuto da Dio per noi. Il gesto di Maria, raffigurata nell'icona nell'atto di sostenere il braccio del figlio benedicente, si ripete anche oggi, ogni giorno, in ogni circostanza dell'esistenza. Di qui l'invito del Vescovo a rinnovare quella devozione. Nel cuore ciascuno di noi prenda quelle corone e le ponga sul capo della Vergine. Ognuno di noi faccia questo gesto nel suo cuore e dica: tu sei la mia regina. Io voglio essere guidato da te. E nel corso della celebrazione presieduta nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, in occasione del 250° anniversario dell'incoronazione dell'icona di Maria e del Bambino, il Vescovo ha presieduto il rito per l'ammissione agli ordini sacri di 4 persone che hanno così compiuto il primo passo formale nel cammino verso il diaconato permanente. Si tratta di Mario Mendicino della parrocchia di San Giacomo di Lupinaro, maresciallo dei Carabinieri a riposo, Pietro Gianelli della parrocchia di San Massimo a Rapallo, imprenditore, Francesco Chiola di Rapallo, insegnante che presta servizio pastorale nelle parrocchie di Tasso, Boasi e Valle Buona in Val Fontana Buona, e infine Gerardo Prato, geometra in pensione della parrocchia di Bacezza a Chiavari. Una nuova sede invece per la Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto in via Vinelli a Chiavari è stata inaugurata ieri mattina con la benedizione di Monsignor Alberto Tanasini e il consueto taglio del nastro. Il Vescovo ha ribadito l'importanza dell'operato dalla società che da oltre 135 anni opera al servizio della comunità. Presente anche il presidente del sodalizio Stefano Franceschini, che ha sottolineato la soddisfazione per la nuova sede e la speranza di attirare nuovi soci per una realtà che ha sempre bisogno di forze e idee nuove. Tra le iniziative della Società Operaia Cattolica, anche quest'anno in prossimità delle feste pasquali ci sarà la distribuzione del pane benedetto all'esterno della cattedrale, il cui ricavato sarà devoluto in favore della mensa dei poveri curata dai frati cappuccini appunto di Chiavari.
Un lutto ha colpito anche la famiglia di Telepace. Questa mattina improvvisamente è mancato Pier Giovanni Mazzino. Piero, papà del nostro volontario Marco, ex dipendente del Banco di Chiavari, aveva 85 anni. Esattamente 7 mesi fa aveva perso la moglie Betty, che ora potrà riabbracciare in cielo. Da sempre sostenitore della nostra emittente, a luglio aveva preso parte alla cena insieme ai volontari sul sagrato della chiesa di San Rufino a Levi. Una perdita enorme che addolora nel profondo tutti noi, lo ricorda così anche la società Virtus Entella, di cui Piero era sostenitore, oltre che storico collaboratore e segretario della Colmata. I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa di San Pier di Canne a Chiavari, dove domani alle 18:30 arriveranno le spoglie dall'ospedale di Lavagna e alle 19 sarà recitato il rosario. A Marco, a sua moglie Francesca, ai nipotini Davide e Andrea, al secondogenito Enrico e ai familiari tutti vanno il ricordo e la preghiera da parte di tutto lo staff di Telepace. Voltiamo pagina, c'è tempo fino all'11 settembre per presentare le richieste di finanziamento legate alla misura del programma di sviluppo rurale dedicato all'antincendio boschivo. Il finanziamento complessivo ammonta a 6.527.000 euro. È stato introdotto un limite di 400.000 euro per ogni singolo progetto. Sono ammesse spese per investimenti di ripristino di infrastrutture di protezione agli incendi, per interventi di coltivazione di boschi, di manutenzione delle fasce tagliafuoco e per le particelle destinate al pascolo in aree a rischio incendio. Inoltre sarà possibile finanziare azioni per contrastare il cinipide del castagno e per il rinnovo forestale, l'acquisto di attrezzature per la prevenzione e il monitoraggio degli incendi e anche per attrezzature di comunicazione. Il bando è disponibile sul sito agriligurianet.it. E il Comune di Chiavari ha effettuato insieme a IREL la pulizia e le video ispezioni dei canali di scolo delle acque bianche. Sono stati percorsi i condotti principali, quelli che da Piazza Roma a Corso Garibaldi confluiscono nel porto. Facciamo il punto. Due problematiche strutturali nei condotti di scolo che da Corso Garibaldi arrivano al porto non permettono il corretto deflusso delle acque piovane, con la conseguenza, nel peggiore dei casi, di allagamenti durante i fenomeni temporaleschi. Nella zona del porto, in un box, una occlusione e una diminuzione della sezione del canale del 50% di passaggio. Questo è una problematica trovata molto importante, perché oltre a confluire il canale di Corso Garibaldi arriva anche quello primario di Piazza Roma. Poi proseguendo invece verso monte, sempre con le video ispezioni e i controlli, abbiamo sotto dal dopolavoro vicino alla ferrovia e sotto abbiamo riscontrato un vorto crollato, il quale è stato rimosso e messo in sicurezza anche tutto il materiale che era depositato sul fondo del canale. Abbiamo trovato anche una tubazione di fognatura dismessa, anche questa abbandonata, anche questa è stata rimossa e messa in sicurezza. Proseguendo poi verso l'incrocio di Corso Sarotti e Corso Garibaldi, lì in origine i canali che portavano via le acque piovane erano due. Ora, quello di Corso Garibaldi, al centro di Corso Garibaldi, è ancora quello esistente e funzionante, che anche lì abbiamo messo parecchie bocchette di ispezione e l'abbiamo controllato. Quello invece sul retro di Corso Garibaldi, causa l'autorizzazione che avevano dato negli anni 70 per la costruzione di un'autorimessa, questo è stato praticamente creato un sifone che ad oggi è completamente otturato. In particolare la problematica dell'autorimessa tra via Garibaldi e via Sarotti è quella che causa gli allagamenti in via Rivarola, su cui l'amministrazione sta lavorando insieme ad IREN e ATO per la progettazione di nuovi condotti alternativi. Per quanto riguarda il porto, il Comune ha già finanziato la gara per la progettazione di una deviazione del canale che garantisca la massima portata delle acque. Il Comune di Chiavari ha acquistato un nuovo mezzo per il trasporto scolastico. Si tratta di un pulmino attrezzato per il trasporto di 32 bambini più accompagnatori e conducente. Lo scuolabus va a sommarsi ai 6 nuovi mezzi presentati l'anno scorso grazie all'investimento effettuato dalla ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico. Riteniamo importante garantire un servizio di trasporto efficiente per tutti gli studenti che frequentano le nostre scuole. Queste le parole del primo cittadino Marco Di Capo: assicurare un servizio adeguato in condizioni
condizioni di massima sicurezza è un dovere nei confronti dei nostri bambini. Abbiamo potuto acquistare il nuovo mezzo grazie allo sblocco del patto di stabilità. Una nuova ambulanza invece per la Croce Rossa in dotazione al comitato di Riva Trigoso. La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio al Parco Monti Leone nel quartiere della Lavagnina, nelle vicinanze della sede distaccata del comitato aperta lo scorso anno. Il nuovo mezzo di soccorso donato dal signor Gianfranco è un'ambulanza di rianimazione. Erano presenti all'inaugurazione i sindaci di Sestri Levante e di Casarza Ligure, Valentina Ghio e Giovanni Stagnaro, il consigliere regionale Claudio Muzio e il medico della Croce Rossa Daniele Ventura. Taglio del nastro in Fontanabuona per una nuova stalla. Sabato pomeriggio è stata inaugurata la nuova struttura realizzata a San Colombano Certenoli, titolare dell'azienda agricola è Patrizia Federigi, che attualmente cura una ventina di mucche, la maggior parte di razza pezzata rossa italiana, mentre i restanti sono blu belga. Gli animali sono allevati in maniera non intensiva, con le vacche al pascolo e munte con tecnica tradizionale. La moderna stalla, oltre ad essere un luogo sicuro per gli animali, agevolerà le manovre di mungitura utilizzando un sistema più moderno. Alla festa hanno partecipato molte persone della vallata e i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. Restiamo in Fontanabuona perché un incendio si è verificato in uno scantinato sabato sera a Gattorna, in una traversa di Via del Commercio. L'intervento dei vigili del fuoco di Chiavari ha spento rapidamente le fiamme, evitando il propagarsi del rogo agli appartamenti dei piani superiori. Nessun danno a persone e danni limitati al locale che conteneva oggetti di vario tipo. È tornato il sereno da questa mattina sul Tigullio, dopo un fine settimana di tempo perturbato con forti temporali tra sabato e domenica e ancora instabilità e piogge fino a ieri notte culminate con una tempesta di fulmine. A Chiavari intorno alle 23 di ieri una palma è caduta in viale Erata danneggiando alcuni scooter posteggiati. A Pieve Ligure invece il campanile della chiesa di Santa Croce è stato danneggiato in maniera consistente da un fulmine. La costruzione si trova sulle alture di Pieve a circa 500 metri di altitudine ed è stata colpita nella notte tra il 7 e l'8 di settembre. Il sindaco di Pieve, con un'ordinanza, ha interdetto l'accesso alla chiesetta nell'area circostante per tutelare l'incolumità dei cittadini. La formazione di calcio dei Campioni del Cuore, composta da sindaci, politici, sacerdoti e personaggi del Tigullio, sarà impegnata in trasferta domani a Roma. Al centro sportivo Pio XI scenderà in campo contro la Nazionale Vaticana per una partita di solidarietà. Durante la manifestazione interverrà il cardinale Krajewski, elemosiniere apostolico del Papa, al quale sarà consegnata un'offerta a favore delle attività caritative di Papa Francesco. I giocatori poi il giorno successivo saranno in piazza San Pietro per partecipare all'udienza del mercoledì. E adesso nella nostra agenda altri appuntamenti per la giornata di domani nel Tigullio. Appuntamenti in agenda per martedì 10 settembre. Torna il mercatino agricolo delle autoproduzioni in via Salvi a Sestri Levante. Le bancarelle saranno allestite dalle 9 alle 13. Premio Isaia Berlin a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure. La cerimonia inizia alle 10:30. Sarà insignito del premio il professore emerito di Scienze Politiche Gianni Pasquino. Dalle 14:30 alle 19:30 apre alle visite il Museo del Merletto di Rapallo, ospitato a Villa Tigullio. Letture animate e altre meraviglie, appuntamento per i bambini e genitori alla Biblioteca del Mare di Riva Trigoso a Sestri Levante, Fantasticamente Biblioteca, è dalle 15:30 alle 16:30. 32esima rassegna di teatro dialettale Elio Rossi all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Alle 21 la compagnia di spettacoli d'arte drammatica porta in scena la commedia dialettale Chi dice donna dice danno. Visita guidata gratuita della Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante. Ci sarà anche un momento di riflessione insieme al sacerdote per accompagnare i presenti nella preghiera personale. Si inizia alle 21. Sempre alle 21, ma a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, concerto straordinario nell'ambito del Santa Festival per i corsi internazionali di alto perfezionamento musicale, gala lirico internazionale a cura del maestro Claudio Uttino, affiancato al pianoforte dal maestro Roberto Mingarini. Verranno proposte musiche di Mozart, Rossini, Bellini, Verdi e Puccini. Prosegue a Genova il 28esimo Festival Musicale del Mediterraneo. Alle 21 a Palazzo Bianco, concerto Ritmi del Rajasthan, Kerala e Bengala.
Siamo alla pagina dello sport, pareggio a reti inviolate 0-0 per la Lavagnese impegnata nella seconda giornata del campionato di Serie D a Casale, al Natale Palli contro i padroni di casa. I bianconeri portano a casa un pareggio che vale il primo punto in classifica e il terzultimo posto. La pallanuoto, cliniche alla Morinda High School nel primo giorno americano della Pro Recco, entusiasmo alle stelle per i biancocelesti. Oltre 160 ragazzi sono andati a lezioni dai campioni d'Italia che nel pomeriggio hanno giocato la prima amichevole vincendo 15-12 contro Olympic Club. Sentiamo il centro boa Matteo Aicardi. L'esperienza qui negli Stati Uniti in questo clinic è stata molto bella, è molto affascinante arrivare alle 9 del mattino in piscina e vederla piena di ragazzi appassionati a questo sport. Spero un giorno di poterlo vedere anche in Italia, sarebbe un sogno per me. Per me non è una novità vestire i panni da allenatore perché da 2 anni faccio un camp estivo di pallanuoto, abbiamo iniziato con Stefano Luongo e Valentino Gallo questa avventura. Elite Water Polo Camp è la nostra filosofia che spera di portare i ragazzi piccolini dai 9 ai 19 anni un giorno a fare un'Olimpiade, un mondiale, a inseguire il sogno come abbiamo fatto noi. E se posso dare un consiglio ai ragazzi per il ruolo del centro boa, devono sapere già adesso che sarà molto dura perché è un ruolo molto faticoso, però in compenso dà delle soddisfazioni enormi perché comunque la responsabilità che hai nei confronti della tua squadra ti fa sentire il giocatore più importante a volte, quindi è molto bello. Con lo sport si conclude questa edizione di TG Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa e poi alle 12:45 la prima edizione di TG Oggi. Continua anche sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.